Corrado Callegari del Grande Nord. L'autonomia è comunque solo ed esclusivamente una questione di soldi. Il Nord vuole tenersi i propri soldi, il Sud non li vuole mollare, perché questa è la regola matematica. Perché? Perché i soldi del residuo fiscale del Nord servono per mantenere tutta una serie di circuiti assistenzialisti nel meridione, parlo dei forestali, famosi forestali calabresi, quelli siciliani, i lavoratori socialmente utili di Napoli, e poi tutta una serie di sprechi, perché quando nella legislatura 2008-2012 siamo andati a lavorare sulla determinazione di costi standard, andandosi a prendere i bilanci di tutte le regioni, si è visto quello che c'era. Per dire, in Calabria non c'era neanche il bilancio della sanità. Allora, quello che volevo dire è che Grande Nord, proprio in questi giorni, dal mese di gennaio in avanti, abbiamo lanciato una petizione di raccolta firme con la gente contro il reddito di cittadinanza, perché giudichiamo il reddito di cittadinanza, come è stato anche il reddito di inclusione, una specie di forma assistenziale sempre nei confronti delle stesse regioni, dove magari è vero che qui al nord le situazioni vengono magari più controllate, ma vi lascio immaginare cosa vuol dire in Sicilia, in Campania, in Calabria, mettere a disposizione dei fondi come quelli del reddito di cittadinanza. Noi da questa settimana siamo in tutte le piazze del nord, dalla Liguria al Friuli, a raccogliere le firme contro il reddito di cittadinanza. E vorrei anche fare una piccola puntualizzazione, che ho visto un dato oggi pubblicato sul giornale come fonte era il Veneto Lavoro. Si parla di 370.000 persone in Veneto che sono disoccupate, iscritte ai registri della disoccupazione. Se potenzialmente questi qua avessero tutti diritto alle 780 euro che mette a disposizione, io parlo per grandi numeri, ma perché qualcuno ha fatto il calcolo di quanti soldi sono? Sono 288 milioni di euro al mese, che moltiplicato per 12 fa 3 miliardi e mezzo di euro, ma solo il Veneto. Ma solo il Veneto. Cioè, questo sta a testimonianza che tutti quegli spot che questi politici stanno lanciando per televisione sono solo degli spot e basta, privi di contenuti, privi di numeri, privi di dati. E posso dire anche una roba, una vergogna, perché è una vergogna.